cara mia, è un'attesa pari a un'agonia. Quante volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. E il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigita maestro esperto quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, e di notte più che mai dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutta me se ti andrà per una notte. La nuit je traîne comme une croix, toute ma peine n'entends-tu pas? C'est ma voix qui supplie, qui prie et te crie. Où es-tu? Que fais-tu loin de moi? Se ma volisse bene, oh veramente non mi facesse sfrugliata gente, non mi mettisse grida di imperrecce, non mi tagliasse pizze e dava lieta. Se mi volesse bene, oh mia Luisa, non mi tagliasse collo e da camisa. Buonasera, si intitola Voci spezzate. Questa puntata di TG2 Dossier Storie è dedicata a tre grandi protagoniste della musica leggera italiana: Mia Martini, Dalida, Gabriella Ferri. Tre artiste la cui vita è stata contrassegnata da un'invincibile tristezza, un profondo malessere. E cominciamo da Mia Martini, di cui nei prossimi giorni ricorre il 10° anniversario della scomparsa, avvenuta il 12 maggio del 1995. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Domenica Bertè, la futura Mia Martini, nasce a Bagnara Calabra il 2 settembre del 1947. Inizia a cantare giovanissima nelle feste di paese, partecipando anche a numerosi concorsi per voci nuove, e debutta discograficamente a soli 15 anni con il nome di Mimì Bertè. Ma il successo autentico arriva nei primi anni 70, quando Mimì Bertè lascia il posto a Mia Martini. Altro stile, altra grinta, altro repertorio. Si impone a sorpresa nel primo festival d'avanguardia e nuove tendenze e, pubblicando, grazie ad Alberigo Crocetta, fondatore del Piper e già scopritore di Patti Bravo, il suo primo LP, che vede fra gli autori un giovanissimo Claudio Baglioni. Il pieno di popolarità arriva subito dopo con Piccolo Uomo, bissato l'anno successivo da Minuetto. Poi è un susseguirsi di successi, consensi di critica, premi e riconoscimenti sia in Italia che all'estero. Mia Martini è la prima interprete d'autore della canzone italiana. Per lei scrivono i più importanti autori nostrani ed internazionali, da Bruno Lauzi a Franco Califano, da Amedeo Minghi a Ivano Fossati, da Vinicius de Moraes a Charles Aznavour. Proprio con Aznavour Mia Martini avvia una stretta collaborazione artistica che dura 3 anni e che culmina in un memorabile concerto all'Olimpiadi Parigi. Poi il ritiro, quasi improvviso dalle scene, anche a causa della più perfida delle calunnie, quella che la dipinge come una iettatrice. Una ferita che la tiene fuori gioco fino al 1989, anno del suo ritorno con la splendida Almeno tu nell'universo. Seguono altri successi, fra i quali La nevicata del 56, Gli uomini non cambiano, seconda classificata a Sanremo, Donna, con me, eseguita in duetto con Roberto Murolo, uno dei padri della canzone napoletana. Poi, improvvisamente, una domenica di maggio del 1995, la notizia della sua morte è avvolta nel mistero. E poi, tanto rimorso e rabbia
per la scomparsa di un'artista tanto sottovalutata e umiliata in vita quanto osannata in seguito. Sono quelli innamorati come te. L'abbiamo ascoltato nella scheda. Mia esordì nella musica leggera con il suo vero nome, Mimì, diminutivo di Domenica Bertè. Nella sua prima apparizione televisiva non cantava ma recitava il testo della canzone. Si intitolava Il Magone. Abbiamo ritrovato questo documento, è del 1964 e l'artista aveva appena 17 anni ed era quasi irriconoscibile. Guardate. Sai, il magone non è un grosso mago, è la spina che ho in me quando te ne vai. Non lasciarmi sola, so che piangerò. Se mi dai la mano, sorriderò ancora. Mai il mio tempo passerà se sei lontano, mentre se ti stringi a me sono felice, perché tu, sai, il magone non è un grosso mago, ma quel vuoto che ho qui quando te ne vai e mi lasci sola, quando non ci sei e mi lasci sola, e mi lasci sola. Mimì Bertè in quegli anni era una ragazzina yeye, secondo la definizione che proprio in quel periodo contrassegnava i cantanti per i giovanissimi. La vediamo adesso in un documento del 1965 in una canzone che ben rappresenta quello standard. Si intitola Ed ora che abbiamo litigato. Mimì Bertè non ce la fa a sfondare. La seconda metà degli anni 60 per lei è un periodo terribilmente buio. Nell'agosto del 69 per mezzo spinello nella borsa finisce in prigione. La disavventura convince la sua casa discografica a bloccare l'uscita del nuovo 45 giri fissata per settembre. E Coriandoli spenti, questo è il titolo del disco, non viene più distribuito. Oggi quel 45 giri vale 10.000 euro. Fra i tuoi capelli, coriandoli spenti di un carnevale ormai lontano. Le occasioni sono poche e il ricordo di un tempo migliore si spegne nei tuoi occhi. Ad aiutare la povera Mimì Bertè sono soprattutto due persone. Il regista della Rai Pompeo De Angelis, che fa letteralmente carte false per riportarla in video, e Claudio Baglioni, che scrive per lei una serie di canzoni. Guardate questa foto. Appariva sul primo album di Mia. Il ragazzo sullo sfondo, e nessuno lo ha detto mai, è proprio Claudio Baglioni. Mimì Bertè torna così in video, ma è un'altra artista. La sua voce si è fatta più intensa e struggente, il repertorio è all'avanguardia e il nome è cambiato. Debutta così Mia Martini ed è il 1971. Il disco che la fa conoscere al grande pubblico è Padre Davvero, un brano duro sul conflitto generazionale tra padre e figlia. Con Padre Davvero Mia vince il Festival della musica d'avanguardia a Viareggio. Nello stesso palco c'è anche Ivano Fossati, all'epoca cantante dei Delirium. Ecco un documento originale dell'epoca. Agli inizi di giugno si è svolto a Viareggio il primo festival della musica d'avanguardia e nuove tendenze. Nei 3 giorni della manifestazione si sono esibiti circa 30 complessi, tutti italiani. Sono risultati vincitori 3 gruppi: la premiata Forneria Marconi, gli Osanna e Mia Martini con il suo complesso La Macchina. Sono stati anche segnalati i Folks, la Nuova Idea e i Delirium.
che son tua figlia, lo sanno tutti. Domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da matti. Ah, non mi avessi mai generato. Padre, davvero sarebbe grande sentire il parere della tua amante. E padre, davvero, ma che cosa m'hai dato? E continuare è fiato sprecato. Il disco Padre davvero contiene anche Amore, amore un corno, scritta da Claudio Baglioni. Vi facciamo ascoltare prima la versione di Mia e poi il provino inedito di Claudio Baglioni confezionato apposta per lei. Amore, 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 amore un corno. Mi giri intorno solo quando vuoi. Torni proprio quando tu non puoi più stare solo. Io scema che ci casco e ti consolo. Amore, 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 amore un corno. Se poi quando fa giorno te ne vai e non ho la forza di finirla qui una volta per tutte. Ti servo solamente quando è notte. Amore, 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 un corno. Mi giri intorno solo quando vuoi. Torni proprio quando tu non puoi più stare solo. Io scema che ci casco e ti consolo. Amore, 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 un corno. Se poi quando fa giorno te ne vai e chissà se ti sei chiesto mai perché ti aspetto. Ti servo solamente dentro il letto. Sia Padre davvero che Amore, amore un corno ebbero problemi con la censura della RAI. Padre davvero perché oltre a parlare di una ragazza figlia di genitori separati conteneva una frase "e di me era piena", che pur alludendo a una madre piena, ovvero incinta della sua figliola, fu ritoccata con "e la luna era piena". In Amore, amore un corno, la frase "ti servo solamente dentro al letto" per passare in radio e in televisione fu modificata in "ti servo solamente quando è notte". Di qui parte comunque la meritata scalata al successo di Mia Martini. La canzone che la trasforma in vera pop star è Piccolo uomo. E ve la mostriamo per la prima volta in un'apparizione a colori del 1973 che abbiamo rintracciato alla televisione svizzera tedesca. Bianche colombe dell'addio. Che giorno triste questo mio. Oggi tutti liberi di me che sono tanto fragile e senza te mi perderò.
Mia è già una star internazionale, ospite assidua anche delle platee d'Oltralpe. Eccola cantare Minuetto in francese. Viens chez moi en passant et tu t'en vas quand tu veux. Je suis là qui t'attend et tu t'en vas quand tu veux. Je te plais, tu me prends et tu t'en vas quand tu veux. J'oublie l'heure et le temps et je suis à toi. Ma il successo non riuscirà mai a sconfiggere la peggiore nemica di Mia, la solitudine. Oggi mi sento molto sola perché non ho più amici. Cioè il mio telefono suona soltanto per questioni di lavoro. Sono sempre persone coinvolte nel mio lavoro che mi chiamano, ma i miei amici, quelli di una volta, quelli che mi telefonavano così con semplicità, con tenerezza, per stare un po' insieme a me, quelli non mi chiamano più. Cioè praticamente con questo lavoro ti trovi a conoscere tanta gente, ma sono tutte conoscenze superficiali che non hai mai il tempo di approfondire, perché oggi sei in un posto, domani sei in un altro. E anche l'amore, che in fondo è il mio dramma, è la stessa cosa. Cioè ti ritrovi a un certo punto a dover per forza fare una scelta. E allora c'è un fondo di egoismo in tutto questo. Decido che la cosa più ovvia in fondo è rinunciare all'amore. Sono più io, mi sento da sola, qualche cosa dentro me è cambiato, che gusto o non dirti no e lasciami sola, non dipende più da te. Potresti regalarmi il mondo intero, che me ne farei. Io cerco solo il vento e una scogliera dentro gli occhi miei, ed oltre il mare volerei per non tornare, credimi. Ed è stata la solitudine, ma anche la cattiveria degli addetti ai lavori a trascinare questa grande artista nel vortice che l'ha uccisa. Di lei ci restano le sue canzoni, bellissime, come questa. La gente matta, forse troppo soddisfatta, e segue il mondo ciecamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sai che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, e non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più. Ho conosciuto Mimì nel 1969, cantava con un complesso assieme a Toto Torquati e l'ho registrata come fonico. Poi abbiamo anche cantato con lei a Senza Rete, in una sua partecipazione a Senza Rete, e oggi vorrei approfittare per chiederle scusa pubblicamente
per quanto sono stato quanto siamo stati cattivi con lei, con questo gioco stupido della iella, che è un po' come dare del gay a una persona che non lo è. Perciò vorrei pubblicamente chiederle scusa, perché semplificata questa cosa che secondo me le ha fatto molto molto male, anzi forse l'ha distrutta. Un amico di Mia, che continua a conservare per lei un'incrollabile venerazione, ha acquistato quasi tutte le sue cose: abiti, pianoforte, dischi, quadri e documenti, e ha ricostruito nella propria abitazione l'ambiente in cui viveva l'artista. Questo fan straordinario si chiama Franco Canuto e per la prima volta ha fatto entrare le telecamere nella sua casa. Ci ha fatto ascoltare una canzone inedita che Mia scrisse nell'83, verosimilmente dedicata a Ivano Fossati. Si intitola Amore mio. Amore che lasciavi i tuoi ti amo sulla caffettiera. Amore immenso, amore eterno, tu sarai in ogni stella che vedrò nella mia sera. Amore tu sarai. Amore mio farà parte di un album di inediti di Mia Martini che uscirà il prossimo autunno, e un'altra canzone di quest'album sarà la versione italiana di Son of a Preacher Man di Dusty Springfield. Mia nel 1968 scrisse il testo italiano e la registrò con il titolo di La fede in te. Ve la facciamo ascoltare in esclusiva. Sono qui con lo sguardo al cielo, il mio dito è puntato su di te. Da ogni mondo tutte le sere si leva un coro di preghiere. Chi ti canta e non chiede niente, e chi invece come me ha un milione di perché. Come vorrei sciogliere ghiacci